Se non c'è nessuno che vuole testimoniare, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Leggeremo un salmo, il 62, con la fiducia nel Signore, che questa parola possa farci del bene. Amen. Salmo 62. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare con profondo rispetto la parola di Dio. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Inizio a leggere. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo, come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma in cuor loro maledicono. Anima mia, trova riposo in Dio solo, perché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio. Io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti insieme sono più leggeri della vanità. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato una volta, 2 volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Amen. 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 Fin qui la lettura della parola del Signore. Io credo che sia di grande incoraggiamento questa parola che abbiamo letto. Amen. Alleluia. Spesso abbiamo bisogno di rifugiarci. Un luogo sicuro, un posto sicuro, un luogo dove sentirci protetti. Questo luogo c'è, esiste. È la presenza di Dio. Amen. Quando siamo alla presenza di Dio, godiamo di tutto questo. Ci sentiamo protetti. Troviamo un riparo, un rifugio. Ci sentiamo al sicuro. Amen. E questa mattina Dio ti offre proprio questa possibilità. Vuoi sentirti al sicuro? Apri il tuo cuore. Fammi entrare nel tuo cuore. Perché la presenza di Dio non deve essere goduta solo esternamente, ma la presenza di Dio va goduta e si può godere anche nella nostra vita. Se io ti dicessi, ma dov'è Dio? La tua risposta potrebbe essere, è qui in mezzo a noi. A me è una risposta valida. Ma la più bella risposta è quella più efficace, quella che ha un peso, è rispondere, Dio è dentro di me. Amen? Poi chiaramente quando ci raduniamo, Signore è in mezzo a noi. Ma il Signore deve essere anche dentro di noi. Alleluia, solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Davide riconosce
questa profonda verità. E noi questa mattina vogliamo accodarci al salmista, unirci a lui, dicendo insieme amen, io credo, così sia, perché solo in Dio trova riposo l'anima mia. Cosa ci invita Gesù a fare? Venite a me, dice il Signore. Voi tutti che siete travagliati, aggravati, oppressi, affaticati, venite a me e io vi darò riposo. Amen. Amen. E questa mattina voglio farti lo stesso invito. Andiamo insieme ai piedi di Cristo. Cerchiamo il Signore, perché da Lui proviene la salvezza. Amen. Alleluia. Ancora afferma Davide, Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Alleluia. Io non potrò vacillare. È vero o no che a volte si ha la sensazione di vacillare? Sì, possiamo ammetterlo davanti a Dio. Amen. Non nasconderti, non nasconderlo. Perché quello che capitava a Davide, capita a me, capita a te. Quella sensazione di vacillare. Ma se acquisti consapevolezza che Dio è per te, che Dio è con te, allora potrai dire, io non potrò vacillare. Alleluia. Amen? Alleluia. Davide aveva degli uomini che lo odiavano. La famiglia di Davide non era una famiglia perfetta. Persino i figli lo odiavano. Il regno di Davide non era un regno perfetto, perché era circondato da coloro i quali guardavano al suo trono per portarglielo via. Aveva nemici esterni e interni, persino nella propria famiglia. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo? Guardavano al suo trono, ma Davide era un uomo. Quel trono gli era stato dato da colui che è al di sopra di ogni re. Dio ve lo aveva scelto, perché aveva un cuore secondo quello di Dio. Dio ci conosce. Amen? E Davide dice, fino a quando vi scaglierete contro un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo? Come si abbatte una parete che pende o un muricciolo che cede? Anima mia, trova riposo in Dio solo. Davide era consapevole che da solo non poteva fare nulla. Non poteva acquistarsi il rispetto degli altri. Gli altri continuavano ad odiarlo perché occupava una posizione invidiabile. Era il re di Israele. Aveva dei generali, dei collaboratori che erano lì nella sua corte, ma invece davanti lo onoravano, ma non erano sinceri. Architettavano ogni cosa, alleandosi anche con qualche figlio ribelle di Davide per usurpare il suo trono. Ma Davide era consapevole che a difenderlo c'era Dio. Amen. Tutti quanti si erano messi d'accordo per fare del male a Davide. Forse non avremo dei nemici interni alla nostra famiglia, forse la nostra famiglia è particolarmente unita, gloria a Dio se lo è, ma sicuramente viviamo in un contesto, in una società dove abbiamo dei nemici spirituali. Abbiamo dei nemici. C'è un nemico che usa delle persone, un nemico spirituale, che usa delle persone per affliggerci. E spesso sono delle persone che consideriamo amiche, familiari.
ma la verità è una sola. L'unico che mai ti tradirà, che mai ti deluderà, che farà sempre ciò che è il meglio per te e guarderà sempre al tuo bene, è Dio. Amen. La sua anima era travagliata, l'anima di Davide, ma lui diceva a se stesso: anima mia, trova riposo in Dio solo, perché da lui proviene la mia speranza. Io credo che abbiamo una speranza, vero? Speri qualcosa? Sai cos'è la speranza? È un'aspettativa. E aspetti qualcosa di buono, che adesso non c'è, ma riguarda il futuro, tu lo aspetti. Cristo è la nostra speranza. Alleluia. Ancora Davide continua: egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Davide non aveva paura di perdere il suo trono, assolutamente. Se Dio dà, solo lui può togliere. Sei d'accordo? Amen. Dio dà e Dio toglie. Ma se Dio dà, nessuno ti potrà togliere. Alleluia. Per questo Davide ripete e dice sempre, parlando a se stesso, forse adorando anche il Signore: Dio è la mia salvezza, Lui è il mio rifugio. Perché lui sentiva di avere bisogno di protezione in quel momento, perché si soffre quando un figlio ti tradisce. Absalom, suo figlio, non solo ha violentato la sorella, ma ha fatto di tutto per togliere il padre dal suo trono. E un padre come può sentirsi? Quando il generale partì per combattere Absalom, Davide, padre ferito, gli disse: non uccidere mio figlio, portamelo qua vivo. Non voleva vedere suo figlio morto. Però quel generale uccise Absalom, perché diceva: se ti mostri tenero davanti al popolo, il tuo trono sarà fragile. Il popolo ha bisogno di vedere un leader forte. Ma anche se appariamo forti agli altri, Dio conosce la nostra fragilità. E per quanto tu pensi di essere forte, io ti dico: sei fragile. Tutti noi siamo fragili. Perciò possiamo rivolgerci a Dio, colui che è la nostra forza, colui che è il nostro rifugio, colui che è la nostra salvezza. Amen? Amen. Davide si rivolge anche al popolo, perché la sua esperienza desidera che sia anche l'esperienza del popolo del Signore. Un'esperienza profonda con Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Versetto 8. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Amen. E questa mattina vogliamo aprire il cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Alleluia. Invita ancora a non avere fiducia nella violenza. È vero, no, che a volte vorremmo fare da noi e farci giustizia con le nostre mani, umanamente parlando. È vero, no? È vero? È vero. Ma ciò non servirà a nulla. Non abbiate fiducia nella violenza. È vero che Dio può ogni cosa. Alleluia. Possiamo alzare la mano. Dio può ogni cosa. Amen. Dio può ogni cosa. Lasciamo fare a Dio. Amen. Alleluia.
Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Desiderio di soldi, togliere per avere io. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, gloria a Dio se abbondano. Ma quando abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Meglio poco, ma nella grazia di Dio, che tanto, rischiando che la nostra fiducia non sia più riposta in Dio, ma sia riposta nel fatto che possiamo comprare tutto. E ti dico che tutto non lo potrai mai comprare. La felicità non si compra, la serenità non si compra, la tranquillità non si compra, il rifugio non lo puoi comprare. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Dio ha parlato. Gloria a Dio, ha parlato una volta e poi dice 2 volte ho udito questo. Non so come mai l'ha udito 2 volte se Dio ha parlato una volta, ma so che quando Dio parla è meravigliosamente bello. E forse Dio ha parlato una volta e ha dato possibilità a qualcun altro di riferire la sua parola a colui che aveva necessità di udire la sua parola. Io credo sia importante ascoltare la parola di Dio. Amen. Da essa proviene la nostra fede. Dalla parola di Dio che tu ascolti, mediti e ritieni dentro di te proviene la tua fede. È qualcosa che viene creata da Gesù. Dio ha parlato una volta, 2 volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. A te pure, o Signore, appartiene la misericordia. Vedete, a Dio appartiene tutto il potere, può ogni cosa, e appartiene anche la misericordia. Perché tu retribuirai a ciascuno secondo le sue azioni. Se ricevi male, presto o tardi, chi ti ha fatto del male riceverà da Dio la giusta retribuzione. Ma non solo gli altri, anche io, anche tu, anche noi, tutti quanti, anche i credenti, noi riceveremo da Dio la sua giusta retribuzione. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Un altro che vuole glorificare il Signore? C'è qualcuno che vuole dire gloria a Dio? Gloria a Dio. Amen. Gesù è buono. Amen. Amen. Gesù è il nostro rifugio. Amen. Hai bisogno del rifugio del Signore? Amen. Allora apriamo il suo cuore in sua presenza. Questa mattina vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.